è appena stata nominata la migliore chef d'Italia, Lady Chef, e dove lavora? Lavora qua ad Abano. Tu hai vinto il concorso di migliore chef donna, la Lady Chef d'Italia, però non sei proprio totalmente italiana. No, non sono italiana, sono di nazionalità rumena, vengo da Bucarest, sono in Italia da 17 anni e ne sono fiera che sono conosciuta questo paese bellissimo. Dal lavaggio piatti ho iniziato e da lì, da quel lavaggio, li facevo velocissima a lavare i miei piatti, le mie montagne di piatti sporchi, e dopo andavo subito a dare una mano agli antipasti, ai miei colleghi, perché li vedevo sempre in difficoltà quando arrivavano le comande. Tutto di un tratto succede che la signora Antonella un giorno, dopo 2 mesi di questo mio lavare i piatti, mi chiede: Mariana, guarda, da oggi tu non lavi più piatti. Io appena arrivata in Italia, avevo solo 2 mesi di lavoro, non conoscevo bene la lingua, non capivo nemmeno dove ho sbagliato. Da quel giorno esatto mi sono sentita così, con una grande responsabilità del cibo tra le mie mani, con l'amore, la passione, ogni giorno cresceva sempre di più. Dopo un paio di anni mi sono accorta che non ne ho le competenze, quindi sono andata avanti a farmi la scuola, ho fatto la scuola ADF 90 Padovana, dove ho preso la diploma del cuoco con 9,98, quasi 100, senza 2 centesimi. Noi per primi ci emozioniamo a quello che siamo riusciti a scoprire, no? Come un chimico, come un scienziato che scopre una nuova formula, no? Così noi uguali dei nostri piatti che diamo fuori al ristorante La Posata Bianca. Mariana, allora tu hai vinto il titolo di chef italiana con il piatto Caraca. Me lo fai vedere? Qui abbiamo un merluzzo cucinato sottovuoto con i pelati, dove ho fatto una salsa di cipolla con pana, acciughe e una foglia di alloro. Il pomodoro ripieno, svuotato, e poi ripieno di caporata di verdure. Una crocchetta di baccalà, perché noi qui in Veneto ci piace così tanto queste crocchette di baccalà, no? Concludiamo con una cialda per far sembrare sempre più un pomodoro. Noi amiamo le margherite, no? Noi le donne siamo... E concludo con un olio al basilico che mettiamo sopra il merluzzo per dargli all'occhio, perché l'occhio ci vuole tanto, no? E questo è allora il piatto che ti ha fatto vincere, che ti ha fatto diventare la campionessa italiana dalla Posata Bianca, il nostro Buongiorno Mattino. Buongiorno Mattina!